E dunque ci resta soltanto una gara, 7 finali per completare il programma, sono quelle dei 100 stile libero, a seguire le relative premiazioni, quindi le premiazioni delle migliori prestazioni tecniche per ogni categoria e in conclusione le premiazioni di società. E dunque andiamo con ordine con le finali dei 100 stile libero, come sempre si parte dalla categoria ragazze. Alla 1 nuoterà Noemi Grendene, Sport Management, alla 2 Teresa Malipiero, Sport Village Pesaro, corsia 3 Laura Franchin, Centro Nuoto e Bandie, alla 4 Francesca Tartaglia, Stella Marina, corsia 5 Rachele Bonora, Montebelluna Nuoto, alla 6 Laura Mion, Sporting Club Noale, corsia 7 Martina Bavic, Trestina Nuoto, alla 8 Aurora Zanin, Notto di Nuoto 74. Cento stile libero, categoria ragazze, siamo nelle 7 finali conclusive della velocità appunto dello stile libero. Francesca Tartaglia, Stella Marina in corsia 4, suo il miglior tempo d'ingresso in questa finale. Vediamo la situazione al passaggio dei 50. Rachele Bonora 28,58, Francesca Tartaglia 28,89, Laura Mion 28,98. Ancora Rachele Bonora che conduce, ci proverà senz'altro la Tartaglia fino all'ultima bracciata per attaccare la Bonora e guadagnare la prima posizione. Sembrerebbe resistere però l'atleta di casa e dunque Rachele Bonora la vittoria, 59,27. Francesca Tartaglia seconda, 59,84 e poi Laura Franchin terza, 60,23.